Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, conferenza stampa a Taglio di Po per la presentazione di Buon Compleanno Delta, la celebrazione dei 418 anni del Taglio del Po che si terrà dal 15 al 18 settembre con una serie di iniziative interessanti. Presenti la sindaco Laila Marangoni, il vice sindaco Matteo Sacchetto, l'assessore Alessandro Marangoni, il presidente del Consiglio Comunale Silvia Ricchi e il presidente della Proloco Roberto Prescendi. Ascoltiamo dalle parole della sindaca Laila Marangoni il ricco programma delle serate. Abbiamo voluto questo incontro per presentare alla stampa quelli che saranno i festeggiamenti del Buon Compleanno Delta, che quest'anno sono la celebrazione dei 418 anni del taglio di Portovilo, che ricordiamo è avvenuto il 16 settembre del 1604. Riteniamo che sia un evento importantissimo, perciò non deve assolutamente passare inosservato, se può essere un termine giusto, perché non vada proprio in dimenticanza. Dal DEPRIAN che vi ho fornito trovate anche delle nozioni storiche e di questo ringrazio infinitamente il professor Aldo Tumiati per quanto ha scritto, per quanto ci ha informato. Iniziamo giovedì 15 e alle 20:30 ci sarà appunto la presentazione dei 4 giorni e la presentazione della guida Un viaggiatore sul Delta. Sarà presente l'autore Luca Grandi. Dopo faremo la proiezione del cortometraggio La nascita del Delta con il commento di Alessandro Cecchi Pavone. Tengo a precisare, perché qualcuno mi ha detto c'è lui, no, è il commento nel cortometraggio. Sarà servito anche un buffet ai partecipanti, un brindisi così tutti insieme, e in caso di maltempo la serata si svolgerà in Sala Europa. Venerdì 16 invece, che è il giorno del taglio vero e proprio, è il giorno proprio del compleanno, abbiamo organizzato una motonave che navigherà verso il Po e così con il tramonto lo vedremo anche con un aspetto diverso da quello che abitualmente vediamo di giorno. Sabato 17 in Sala Europa alle ore 21 la compagnia teatrale Insieme di Sarzano presenta la commedia Le donne de casa sua. Sono 2 atti di Carlo Goldoni, anche se con il periodo, qua siamo in 700, perciò è quello più vicino, diciamo, al 600. Di conseguenza anche l'abbigliamento è molto similare, sarà un appuntamento molto piacevole. L'ingresso è gratuito, non troverete nessuna offerta da dare, perciò venite pure via senza portafoglio, che non spenderete assolutamente nulla, non vi sarà chiesto nulla, non ci sarà nessuna lotteria, e questo ve lo garantisco, è tutto gratuito veramente. Arriviamo alla domenica 18, abbiamo voluto chiudere in un modo, io dico, meraviglioso, perché ospitiamo la compagnia Teatro Musica Novecento, che qualcuno magari conosce perché è quella che ci ha tenuto compagnia, ecco, non ripetersi, quella che ha tenuto gli spettacoli che per 10 anni sono stati fatti a Kazan, e invece quest'anno abbiamo deciso di fare il tutto nel salotto della nostra piazza, in piazza 4 novembre. Posizioneremo logicamente le sedie, però non ci sarà la prenotazione, escluso qualche posto per sindaci, proprio 2 o 3 file, non cose di più, perciò chi prima arriva meglio alloggia. Posti sono liberi, mi raccomando, non perdete questo spettacolo perché veramente ne vale la pena. Nelle passate edizioni c'era anche la partecipazione di tutti i comuni del Delta. Quest'anno non appaiono, c'è solo Taglio di Po. È una scelta dei comuni o è una scelta vostra? Grazie per la domanda. Allora, vi dico con sincerità, i comuni che ho convocato 2 mesi fa, subito, e anzi vi posso anche mostrare che a quel tempo io avevo già preparato
il Deplian con tutti i comuni e l'avevo anche già preparato con la pagina del Palio per mostrare logicamente oltre tutte le notizie dei vari comuni. Questo per il contatto appunto e per l'importanza che gli altri territori avevano. Purtroppo all'incontro non sono venuti tutti, perciò ho notato che c'è stato un po' di indifferenza, ma non vorrei neppure dire indifferenza perché ormai sono tutti occupati, si vede che l'appuntamento è sfuggito, però con questa indifferenza che io ho percepito più il timore del contributo abbiamo preso la decisione di creare questo appuntamento solamente per noi, con l'auspicio, ci siamo dopo parlati, che il prossimo anno inizieremo da marzo a organizzare una cosa stupenda che io mi auguro possa essere anche non solo di Taglio di Po ma itinerante nei comuni interessati del Delta.